Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. A Capaci l'ultimo saluto a Simona Cinà, la pallavolista trovata morta nella piscina di una villa di Bagheria. Perdere un figlio è un dolore grande ma anche innaturale per dei genitori, ha detto il parroco della Chiesa Madre. A Messina sequestrato il corpo di Stefano Argentino, il giovane non era più sottoposto all'alta vigilanza malgrado avesse manifestato propositi suicidi, aperta un'inchiesta dalla procura. Spettacolare incidente sulla circonvallazione di Catania, un'auto si scontra con una gazzella dei carabinieri e si ribalta, feriti 2 militari dell'Arma e un civile. Ponte sullo Stretto, dopo il via libera del CIPES si aspetta adesso quello della Corte dei Conti, ma già c'è chi pensa al nome da dare all'opera. Domani a Messina nuova contestazione, intanto la società annuncia le tariffe saranno le più basse a livello internazionale. L'arcivescovo di Catania Renne incontra i lavoratori dell'Oda senza stipendio da 7 mesi, dipendenti disillusi, troppe promesse, questa non è vita. Vinicio Capossela incanta il pubblico di Agrigento, musica e mito si incontrano al teatro dell'Efebo. Calciomercato, siciliane impegnate a completare la rosa per il prossimo campionato. Il Catania vuole rinforzare l'attacco e definisce la rescissione del contratto con l'ex tecnico Lucarelli. Il Palermo ufficializza l'ingaggio del portiere Bardi. A Trapani si lavora in uscita. Bentrovati. Capaci si è fermata per l'ultimo saluto a Simona Cinà, la pallavolista trovata morta nella piscina di una villa di Bagheria. Perdere un figlio è un dolore grande ma anche innaturale per dei genitori, ha detto il parroco della Chiesa Madre. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Viviamo questo momento nell'attesa ancora di capire con chiarezza cosa sia successo a Simona in quei minuti, 40 o 50. Ma lo viviamo questo momento sorretti dalla nostra fede. Così padre Giuseppe Salamone ai funerali di Simona Cinà, la pallavolista trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria. Oltre 300 le persone a Capaci per darle l'ultimo saluto. La famiglia stretta in un grande abbraccio collettivo è inconsolabile. Il vostro è un dolore ancora più grande, dice padre Salamone, per 2 motivi. Perché è irrazionale in quanto non si sa esattamente cosa sia avvenuto ed anche innaturale. Non è naturale che dei genitori piangano per la morte dei propri figli. È più naturale e anche umano che siano i figli a piangere per i propri genitori. Rose bianche, grandi girasoli, lunghi e commossi applausi quando il feretro arriva e poi va via. A Capaci è il lutto cittadino. Il sindaco esprime a nome di tutta la collettività il dolore per la morte di Simona. Un pezzo di futuro di questo paese ed è un pezzo di futuro che a noi mancherà. Ed è chiaro che si aggiunge al dolore della famiglia a cui noi siamo vicinissimi. Occhi lucidi e abbracci, tantissimi gli amici di Simona, il loro è un coro unanime. Era una ragazza veramente solare, veramente fantastica, rideva sempre, scherzavamo, ci divertivamo. Simona è morta annegata, questo dicono i primi esiti dell'autopsia. Aveva un piccolo ematoma sulla nuca, è stato un malore o un incidente? Se ne saprà di più solo quando si avranno gli esiti di tutti gli accertamenti, anche quelli tossicologici. E adesso la morte di Stefano Argentino in carcere a Messina che scatena le polemiche. Il giovane non era più sottoposto all'alta vigilanza. Un'inchiesta aperta dalla procura di Messina che ha sequestrato la salma. Il PD intanto annuncia un'ispezione. Francesco Triolo. Ha sollevato polemiche di inchieste la morte nel carcere di Gazzi di Stefano Argentino, il giovane accusato di aver ucciso Sara Campanella lo scorso 31 marzo a Messina. Sotto accusa il provvedimento con il quale è stata decisa la revoca dell'alta vigilanza per il 27enne che più volte aveva manifestato l'intento di suicidarsi sia immediatamente dopo il femminicidio che durante la detenzione nel carcere di Gazzi. L'avvocato che assiste la famiglia Argentino, Giuseppe Cultrera, lamenta la mancata comunicazione della decisione del declassamento assunta 2 settimane fa. Argentino era seguito da 4 psicologi e da 1 psichiatra. Ci si chiede, dice il legale, come sia possibile che 5 professionisti non si siano resi conto
conto della evidente e conclamata fragilità mentale del detenuto. Anche su questo aspetto si concentrerà l'inchiesta aperta dalla Procura con le indagini coordinate personalmente dal procuratore capo Antonio D'Amato con la PM Alice Parialò, che puntano a fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'accaduto. Saranno acquisite cartelle cliniche di pareri degli esperti che hanno valutato la sua capacità di poter tornare ad essere un detenuto in regime ordinario. Intanto, come da prassi in questi casi, è stata disposta l'autopsia sul corpo e il Dipartimento delle Amministrazioni Penitenziarie ha chiesto una relazione sull'accaduto alla direzione del carcere di Gazzi. Eseguiti questa sera gli esami radiologici e la TAC sul corpo di Francesco Dino, il bracciante agricolo di Prizzi, ucciso poco distante dalla sua abitazione da un vicino di casa 27enne che adesso è ricercato. Domani mattina sarà eseguita l'autopsia. Il presunto autore del delitto, fuggito in auto, appunto ancora non si trova. Si tuffano nel disperato tentativo di raggiungere un'imbarcazione lontana dal barchino su cui viaggiavano. 3 migranti scompaiono tra le onde nel canale di Sicilia. Proseguono intanto i soccorsi a Lampedusa per oltre 100 persone arrivate in condizioni critiche. Davide Sardo. Nel canale di Sicilia un gesto disperato si trasforma in tragedia. 3 migranti, 2 della Guinea e un minore dal Camerun, si sono gettati in mare cercando di farsi notare da un'imbarcazione lontana. Viaggiavano su un barchino di 6 metri partito dalla Tunisia con altre 49 persone. Hanno seguito per ore un peschereccio sperando di essere soccorsi. Quando tutto sembrava perduto, quei 3 hanno rischiato tutto, gettandosi nelle acque profonde per attirare l'attenzione e salvarsi. Da allora non si hanno più notizie, le onde li hanno inghiottiti nel silenzio. La Guardia Costiera ha salvato gli altri 50 migranti, portandoli all'hotspot di Lampedusa. 2 bambini sono finiti al poliambulatorio dell'isola. Il primo, gravemente disidratato, era a bordo del barchino in viaggio dalla Tunisia. Il secondo, un minorenne, è stato trasferito nella struttura sanitaria di Contrada Grecale dopo il soccorso di una motovedetta della Guardia di Finanza. Durante la notte la motovedetta ha salvato un barcone con 55 migranti partiti da Zuara in Libia, tra loro 3 donne e un minore che hanno raccontato di aver pagato fino a $7.000 a testa per la traversata. E adesso parliamo di un incidente che è avvenuto nel primo pomeriggio a Catania sulla circonvallazione. Un militare dell'Arma e un civile sono rimasti feriti appunto in questo scontro in viale Odorico da Pordenone, avvenuto tra un'auto e la Gazzella dei Carabinieri. L'auto che poi si è ribaltata, come vedete appunto in queste immagini, mentre questa è la Gazzella dei Carabinieri che è finita contro un marciapiede. I 2 sono stati portati in ospedale da personale del 118. Un altro carabiniere si è ferito poi alla mano nell'estrarre l'automobilista dalla sua auto dopo l'impatto. Indagini in corso per ricostruire appunto la dinamica. E parliamo di un altro incidente stradale a Comiso. Muore un uomo di nazionalità somala che viaggiava in sella al suo motorino e che lavorava nel mercato ortofrutticolo. A Caltanissetta invece una persona è morta in un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. E adesso parliamo invece del ponte sullo Stretto. Dopo l'ok del CIPES, il comitato interministeriale, si aspetta adesso quello della Corte dei Conti, ma già c'è chi pensa al nome da dare appunto al ponte sullo Stretto. Intanto domani a Messina una nuova contestazione. Sentiamo. Che nome avrà il ponte sullo Stretto? Qualcuno già se lo chiede e lo chiede a Salvini. Sarà intitolato a Silvio Berlusconi, che nell'opera credeva molto? Il ministro risponde: il Cavaliere ha già l'aeroporto di Malpensa intitolato a lui in Lombardia. Penso che sia già una grande cosa. Ma dopo il via libera del CIPES al progetto, adesso deve arrivare quello della Corte dei Conti. Lo conferma lo stesso Salvini, che non sa indicare una data. Siamo ad agosto, è chiaro che è Ferragosto per tutti in Italia, quindi non c'è un tempo certo entro cui ci debbano restituire l'atto registrato. I favorevoli all'infrastruttura mostrano grande soddisfazione. È un passo storico per il Mezzogiorno e per la mobilità dell'intero paese, dicono i segretari di FIT CISL di Sicilia e Calabria. Ma avvertono, senza un sistema integrato di trasporti rischia di restare una grande incompiuta.
Dopo decenni di attese, rinvii e promesse, si apre finalmente una nuova stagione. Di tutt'altro avviso i comitati No Ponte, che domani torneranno a manifestare a Messina. Scettici anche alcuni partiti di opposizione. Il Movimento 5 Stelle parla di progetto campato in aria. Blocchiamo 15 miliardi per un'opera che forse non vedrà mai la luce, ma serve solo alla propaganda del governo, dice Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Ancora oggi manca un progetto esecutivo, manca la bollinatura della Corte dei Conti. Ci sono i problemi legati all'impatto ambientale e al rischio sismico. Altro che campata unica. Questo è un progetto campato in aria, conclude Gubitosa. Intanto c'è una nota della società Stretto di Messina SPA che dice: le tariffe di attraversamento per il ponte sullo Stretto di Messina previste sono le più basse a livello internazionale. Il pedaggio previsto per le autovetture sarà compreso tra circa 4 e 7 euro per tratta, con il valore più favorevole andata e ritorno in giornata. Si tratta di valori sensibilmente inferiori agli attuali costi di attraversamento appunto dello Stretto di Messina, pur garantendo nel periodo di esercizio dell'opera l'integrale copertura dei costi operativi e di quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Approvata all'ARS la manovra Ter, passa la linea del governatore Schifani che incassa il sì e rilancia risorse per l'economia siciliana. Frizioni tra Democrazia Cristiana ed MPA. Tonino De Mana. Con senso di responsabilità abbiamo scelto di mettere le risorse nell'economia siciliana, destinandole alle principali emergenze dell'isola, con particolare attenzione al sociale e allo sviluppo. Il presidente della regione Schifani ringrazia l'Aula e rilancia, dopo l'approvazione all'ARS della manovra Ter, passata con 27 voti favorevoli e 15 contrari. Pioggia di euro che serviranno all'isola per affrontare le grandi emergenze. 339 milioni di euro con attenzione particolare alla crisi idrica, previsti finanziamenti per la protezione civile, per il funzionamento dei dissalatori, per le dighe. Fondi anche ai comuni per fronteggiare i maggiori costi nella gestione dei rifiuti, premiando quelli che hanno raggiunto almeno il 60% della differenziata. Contemplati anche scuolabus, impianti di videosorveglianza, interventi per le strade provinciali e per le scuole, enti di accoglienza e ricovero di indigenti. Incrementato il fondo per le persone con disabilità. Da segnalare le frizioni tra DC, MPA di Lombardo e Movimento 5 Stelle, con il botta e risposta tra Totò Cuffaro e Nuccio Di Paola, mentre anche la maggioranza ha messo in evidenza alcune spaccature. Dopo il via libera alla manovra, adesso è liberi tutti all'ARS. Il Parlamento chiude per la pausa estiva. L'Aula tornerà a riunirsi il 9 settembre per gli emendamenti aggiuntivi, i fondi per i territori, le norme per i consorzi di bonifica e gli ASACOM. Eseguito per la prima volta a Catania all'ospedale San Marco un intervento di chirurgia ortopedica all'avanguardia per allungare l'osso del femore. Il paziente, un ragazzo di 19 anni, conviveva con un grosso problema, una differenza di circa 5 centimetri di lunghezza tra le due gambe. Desira Ferrito. Eseguito per la prima volta all'ospedale San Marco di Catania un intervento ortopedico innovativo che ha cambiato la vita di un giovane di 19 anni. Il paziente, affetto da una differenza di lunghezza tra le due gambe di 5 cm per via di un grave trauma del passato, è stato sottoposto a un rivoluzionario allungamento del femore. I medici dell'unità operativa di ortopedia traumatologica del nosocomio, Emanuele Marchese, Giuseppe Mobili e Alberto Consoli, guidati dal direttore della struttura Giulio Bruno, hanno inserito un chiodo magnetico endomidollare, una tecnologia all'avanguardia che consente di allungare l'osso in modo controllato e preciso, senza la necessità di interventi chirurgici ripetuti. È una tecnica chirurgica innovativa di allungamento del femore, ben tollerata da parte del paziente rispetto alle precedenti tecniche chirurgiche di allungamento del femore mediante fissazione esterna circolare. Il dispositivo viene inserito all'interno dell'osso e può essere controllato esternamente tramite un magnete, permettendo di allungare l'osso di pochi millimetri al giorno. La procedura, che rappresenta un'assoluta novità per la sanità catanese, può essere eseguita nei pazienti di giovane età e negli adulti in assenza di infezioni dell'osso. Siamo contenti appunto per il paziente perché ci permette questo un recupero funzionale in tempi brevi rispetto appunto alle vecchie tecniche tradizionali con la fissazione esterna. Il giovane, dimesso in meno di una settimana, verrà costantemente seguito e controllato allo scopo di valutare il progressivo livello di allungamento dell'osso femorale.
Che è estate ed è tempo di caro ombrellone, consumi ridotti per i servizi di bar, ristoranti, noleggio e attrezzature. Un bilancio preoccupato degli operatori del settore, anche se le spiagge siciliane reggono il confronto con il resto del paese. Eva Spampinato. Il sole splende, il mare è pulito, ma il caro ombrellone frena la voglia di vacanza anche in Sicilia. Aumentano ogni anno e quindi chi se lo può permettere se li prende, chi no rimane a casa. I prezzi degli stabilimenti balneari in Italia hanno subito aumenti fino al 30% rispetto allo scorso anno, ma la Sicilia cerca di reggere il confronto. Stiamo a vedere in altri posti dell'Italia, tipo l'Emilia-Romagna, gli ombrelloni sono tutti chiusi. Anche perché lì l'entrata al lettino e l'ombrellone ha un costo abbastanza elevato rispetto alla Sicilia. La Sicilia è dove godere dei servizi in spiaggia costa meno. A incidere inflazione, rincari energetici, costi di gestione sempre più alti. Lungo il litorale della playa i prezzi variano anche di tanto in base al lido che si sceglie. Io quello che posso consigliare è ci sono tanti stabilimenti che lavorano bene e con prezzi onesti. L'arma principale è il fatto che si possa scegliere. E la gente preferisce ammortizzare andando al mare solo nel weekend, cercando le spiagge libere o preferendo il pranzo a sacco invece di consumare al bar. Noi ci portiamo sempre il cibo da casa perché nei bar costano. Una giornata al mare dunque sembra essere diventata un lusso. Senz'altro l'aumento c'è, non c'è dubbio che c'è, anche abbastanza grosso direi. Poi dipende dalle zone della Sicilia, per esempio nel Ragusano ci sono molte spiagge libere però attrezzate con le docce e tutto, lì non si paga. E sulla diminuzione degli ingressi potrebbe influire anche il calo di presenze turistiche riscontrato a Catania dai tassisti. Il calo, cioè io anche con il mio lavoro lo noto che quest'anno si sta lavorando un po' di meno. Agosto potrà confermare il trend negativo oppure ribaltarlo. E adesso a Catania l'arcivescovo Renna ha incontrato i lavoratori dell'Oda che sono senza stipendio da 7 mesi. I dipendenti sono disillusi, dicono troppe promesse, questa non è vita. Sentiamo. Uno spiraglio per i 300 lavoratori dell'Opera diocesana senza stipendio da 7 mesi. L'arcivescovo Renna, in un incontro con i dipendenti, ha annunciato l'affitto del settore sanitario con un bando pubblico. E questo bando uscirà il giorno 12. Ci saranno 10 giorni per la presa di visione, poi 10 giorni per la presentazione, arriveremo agli inizi di settembre, il 3 settembre, con le proposte, dopodiché inizia la contrattazione. È l'unica strada che in questo momento, meglio quella più garantista che potevamo seguire per poter offrire un futuro ai lavoratori dell'Oda. Il piano di transizione punta a garantire la continuità dei servizi, la tutela dell'occupazione, la regolarità delle retribuzioni e il superamento delle gravi criticità economico-finanziarie che da tempo gravano sull'ente. Le organizzazioni sindacali e i lavoratori ribadiscono però la necessità di garanzie formali e vincolanti. Renna vuole rassicurare i lavoratori con delle prime promesse. La prossima settimana saranno pagati uno stipendio e una parte di esso, quello che appunto si potrà. Non abbiamo altre risorse, ma la strada che si apre in questi giorni è una strada di speranza. Per il saldo delle retribuzioni dovute bisognerà attendere almeno fino al dicembre. Scettici, i lavoratori dell'Oda sono ormai allo stremo. Presumibilmente entro dicembre vedremo qualcosa. Prossimamente uno stipendio, un pizzico e forse a ottobre. Mi dica lei se questa è vita. Restiamo a Catania, in viale Mario Rapisardi i rami superano i piani delle abitazioni, i rami degli alberi, e a volte sono un pericolo per pedoni e non vedenti. Verde incolto anche in piazza Santa Maria di Gesù. Il servizio di Tonino De Mano. In alcuni casi superano i piani delle abitazioni, in altri arrivano sui balconi, ma sono fastidiosi anche dal basso, ovvero sui marciapiedi. Alberi invadenti a Catania, dove il verde non ha la cura necessaria per garantire benessere ai cittadini, anzi, il più delle volte, rappresenta un pericolo. Siamo sul viale Mario Rapisardi, qui alcuni rami sporgenti creano disagi ai pedoni ed in particolare ai soggetti non vedenti. Alberi dentro le case, alberi ad altezza uomo, tanto da far male anche a un disabile non vedente. Io stessa sono intervenuta
tenuta abbassando il ramo perché si è fatto anche del male. E andrebbero assolutamente potati e andrebbe comunque dato anche una sistemata un po' all'erbaccio. La resina degli alberi finisce sulle auto e sui passanti, per non parlare del pericolo in caso di maltempo. Se Sparta piange e Atene non ride, dal viale Mario Rapisardi ci spostiamo in piazza Santa Maria di Gesù ed anche qui gli alberi, in questo caso secolari, fanno ombra sì, ma invadono ogni cosa. Quasi invisibile questo cartello di sosta e fermata davanti all'ospedale Garibaldi Centro, per non parlare dell'indicazione del Duomo, praticamente nascosta dai rami. In questo caso affidarsi alla tecnologia e quindi ad un navigatore eviterà giri inutili. E adesso lo spettacolo, musica e mito si incontrano al Teatro Efebo di Agrigento. Vinicio Capossela incanta il pubblico con il suo progetto Sirene, suggestioni antiche e visioni contemporanee per una serata fuori dal tempo. Davide Sardo. Il Teatro Efebo di Agrigento si è acceso di magia. Vinicio Capossela ha trasformato la notte in un incantesimo sonoro, sospeso tra mito e realtà. È andato in scena Sirene, il suo progetto artistico che intreccia musica, narrazione e simbolismo nell'ambito del festival. Le sirene di cui parliamo non sono soltanto quelle mitologiche, quelle del mito, quelle che insomma hanno abitato questi templi, ma sono anche le sirene delle emergenze, le sirene dell'attualità, le sirene della drammatica attività della violenza, le sirene delle ambulanze, delle bombe che cadono sulle ambulanze, insomma di tutto questo momento di grande rivolgimento e caos. Insieme alla sua band, Capossela ha condotto il pubblico in un viaggio alla ricerca della voce del canto, tra brani storici e sperimentazioni, evocando mondi antichi e temi drammaticamente attuali. Applausi calorosi hanno salutato l'artista in una serata che ha unito musica, impegno e suggestioni, lasciando un segno del pubblico agrigentino. Grazie a tutti e a tutti. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con le ultime di calciomercato. Vi aspetto. Bentrovati, adesso il calciomercato con le siciliane intente a completare la rosa per il prossimo campionato. Il Catania vuole rinforzare l'attacco e definisce anche la rescissione del contratto con l'ex tecnico Lucarelli. Il Palermo invece ufficializza l'ingaggio del portiere Bardi. A Trapani si lavora in uscita. Il servizio di Francesco Triolo. Se l'attesa a Palermo è tutta per l'amichevole di Lusse in famiglia contro il Manchester City, il mercato comunque non è in secondo piano. La società rosanero ha ufficializzato l'ingaggio del portiere Francesco Bardi, classe 92, l'ultima stagione alla Reggiana, adesso svincolato. Per un portiere che arriva un altro che va, Sebastiano Desplanche, titolare della Under 21, è stato ceduto in prestito al Pescara. Si muove anche il Catania, i rossazzurri intanto si sono liberati del contratto di Cristiano Lucarelli definendo la rescissione. Adesso si lavora soprattutto sul reparto avanzato. Dopo l'arrivo di Forte e Rolfini, il direttore sportivo Pastore vuole mettere altre 2 punte nell'organico per garantire rotazione e possibilità di scelta al tecnico toscano. Si tenta di portare a casa Simone Leonardi, catanese ma prodotto del vivaio della Sampdoria, poi c'è Caturano sul quale la società sta lavorando da tempo. A centrocampo è vicino Salvatore Aloi, da limare alcuni dettagli con la Ternana con l'ufficialità attesa da un momento all'altro, 2 anni di contratto. Mercato anche per il Siracusa che deve completare l'organico, il lavoro del direttore sportivo Lanere e soprattutto per Paolo Bartolomei, centrocampista con grande esperienza. Poi, con l'arrivo di Contini in attacco, si punta a Luca Fabrizi, reduce dall'esperienza di Latina, e Sonny D'Angelo, ex Campobasso, di proprietà dell'Avellino. A Trapani invece tengono banco le operazioni in uscita, torna in Albania, Alvora, l'attaccante Daca, arrivato a gennaio da Lecce, 3 le recessioni formalizzate, Ceriento che dovrebbe andare al Casarano, Varietti e Sartore, definitive invece le cessioni di Carraro al Gubbio e Udo alla Propatria. E per quanto riguarda il Catania c'è una notizia dell'ultima ora. Contrariamente a quanto inizialmente previsto, il presidente Ross Pelligra non sarà domenica allo stadio in occasione della presentazione del Catania alla città. In una nota inviata ai tifosi ha spiegato che non potrà esserci per improvvisi e urgenti impegni professionali in Australia e che sarà a Catania nelle prossime settimane. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie.
Ancora ben trovati. Prima di chiudere, 4 persone sono state evacuate dopo un incendio che si è verificato in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via 24 Maggio a Mazzara del Vallo, nel Trapanese. Le alte temperature hanno compromesso la copertura, il lucernaio, gli impianti elettrici ed idraulici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuna delle persone che erano all'interno dell'immobile risulta ferita. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.